praticamente l'idea era quella di tenere viva, diciamo, un po' quelle espressioni, quei modi di dire, quelle parole che magari derivano da altre lingue, tipo il greco, il turco, e poi ci sono termini della Serenissima anche riportati, e farli vivere un po' e provare a tradurli in altre lingue. E comunque era stato principalmente lo scopo era di fare esercizio per tradurre in altre lingue. Comunque queste sono le pagine velocemente che ho già mostrato, ma anche le ultime. Qui ci sono i vari siti su cui mi sono basato, anche Wikipedia. Le varie differenze di lettere, grafiche, sono tutte regole di scrittura. Ecco, questo è il mio lavoro che ho fatto per diversi